presepe di ghiaccio è bellissimo perché è grande, con 15 sculture, senza gioco di squadra questa cosa non sarebbe realizzata. E dunque bene, sono felice, siamo l'apripista di idee e dunque dico sempre che se ci copiano è bene perché così ci fanno bene anche alla costa veneta e porta turismo e felicità su queste feste che ne abbiamo bisogno. La particolarità di questa scultura di ghiaccio è sicuramente la grandezza, perché sicuramente è più grande per esempio di ghiaccio in Italia in questo momento. Infatti sono stati usati circa 120-130 quintali di ghiaccio per eseguire tutte le opere che vedete alle mie spalle. La particolarità ulteriore è la trasparenza di questo ghiaccio, perché è privo di aria e ossigeno e quindi ha una lucentezza particolare. Un'altra particolarità è la cura nei dettagli, molti dettagli nei personaggi. Sono circa 300 ore di lavoro per creare tutto questo. Il presepe di ghiaccio è stata una scommessa, l'abbiamo voluto e desiderato per tanto tempo. L'anno scorso non è stato possibile realizzarlo a causa della pandemia. Quest'anno finalmente il presepe c'è ed è bellissimo. Il presepe è la vera testimonianza della pace e della concordia e quindi anche avere questo presepe di ghiaccio qui nel centro storico di Jesolo è sicuramente un grandissimo risultato del distretto.